Padre Santo, Dio d'amore, ancora in questo momento veniamo alla tua presenza per i meriti di Gesù Cristo tuo Figlio, Signore. Vogliamo ringraziarti, oh Padre, vogliamo benedirti, Signore, per l'onore e il privilegio che tu ci doni ancora in questa sera, oh Padre, di stare alla tua presenza, Signore. E ancora in questo momento applichiamo il sangue di Gesù sulle nostre vite affinché siamo imbiancati e purificati, Signore, mediante quel sangue che è stato sparso alla croce. E ancora prendiamo autorità nel nome di Gesù e leghiamo ogni spirito immondo, ogni principato, ogni potestà, sia legato nel nome di Gesù Cristo, Signore. E proclamiamo e dichiariamo, Signore, libertà, guarigione, oh Padre, ovunque la tua parola è predicata, Signore, ovunque il tuo nome è innalzato, Signore, e a te ancora in questa sera, oh Padre, diamo tutta la lode e la gloria, che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno, amen, alleluia, innalziamo il Re di gloria, amen, a te la gloria, Signore, a te l'onore, Gesù, alleluia. Io so che mi hai liberato, versando il sangue per me, credo in te, credo in te, mia forza il mio Redentore, guarito sono perché credo in te, credo in te. Lodo il tuo nome, oh, perché salvasti me, sei il mio Redento, sei il mio Redento, amen, sei il mio Redento, sei il mio Redento. Io so che mi hai liberato, versando il sangue per me, credo in te. Dillo, credo in te. Credo in te. Mia forza e il mio Redentore, guarito sono perché credo in te. Credo in te. Lodo il tuo nome, oh, perché salvasti me, sei il mio Redento. Dillo Gesù. Sei il mio Redento. Amen. Sei il mio Redento. Sei il mio Redento. Amen. Sei il mio Redento. Sei il mio Redento. Sei il mio Redento, porti il mio cuore, dillo. Dove sei tu? Io danzo nella tua maestà, finché il mio re verrà. Sei il mio Redento, sei il mio Redento, sei il mio Redento, sei il mio Redento, dillo, sei il mio Redento, sei il mio Redento, amen, sei il mio Redento, sei il mio Redento. Alleluia, sì Signore, tu sei il mio Redentore, alleluia. E noi siamo qui per lodarti, per innalzarti, per ringraziarti, Signore, per tutto ciò che tu hai fatto nelle nostre vite e continuerai a fare. Benedetto sia l'Eterno, perché ha udito la voce delle mie suppliche. L'Eterno è la mia forza, è il mio scudo, il mio cuore ha confidato in Lui e sono stato soccorso. Perciò il mio cuore esulta e lo celebrerò con il mio canto. Amen. Vogliamo innalzare il Re di gloria. Vogliamo cantare a colui che è degno di essere innalzato, lodato, glorificato.
Alleluia, a te la gloria Gesù, a te l'onore Signore, alleluia. Meraviglioso sei. Quanto bello sei Gesù, sono le tue parole ed il tuo amore. Quanto glorioso, quanto glorioso sei Gesù, e il tuo potere fu la tua croce, fu la tua croce, quella che mi salvò e mi riscattò. Per un momento solo lì mi dai libertà. Ti do gloria, gloria per sempre, gloria, gloria, ti do gloria, gloria a te Gesù, a te Gesù, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria a te Gesù. quanto bello, alleluia, Quanto bello sei Gesù, le tue parole ed il tuo amore. glorioso, Quanto glorioso sei Gesù, il tuo potere fu la tua croce, quella che mi salvò e mi riscattò. Per un momento solo lì dillo, mi dai libertà. ti do gloria, Ti do gloria, gloria, dai gloria a Gesù, ti alleluia, do gloria, gloria, ti do gloria, gloria a te Gesù, a te Gesù, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria a te Gesù. Con una corona di spine devi vestire per sempre. Con una corona di spine dillo, devi vestire per sempre. Con una corona di spine Gesù, devi vestire per sempre, con una corona di spine, di vestire per sempre. Ti do gloria, gloria, dillo, ti do gloria, gloria a te Gesù, a te Gesù, ti do gloria, gloria, dillo, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria a te Gesù. Alleluia. Sì, Signore, ti diamo la gloria, Signore, a te dovuto, Padre. E ancora in questo momento, Signore, vogliamo aprire i nostri cuori alla tua presenza, Signore. Ancora ti preghiamo in questa sera, Spirito Santo, passeggia nel nostro mezzo, Signore. Possa tu ancora, Padre, toccare i nostri cuori questa sera. Abbiamo bisogno, Signore, di un tuo tocco, Signore. Abbiamo bisogno della tua parola. Abbiamo bisogno di te, Signore, ogni istante della nostra vita. E ti vogliamo ringraziare per il tuo immenso amore, oh Padre. E lo vogliamo fare attraverso quella che è l'adorazione, Signore. Vogliamo adorarti, oh Padre, in spirito e verità, come tu richiedi, Signore.
Vogliamo spandere i nostri cuori alla tua presenza. Ricevi questa adorazione, Signore. Padre, che cresce, Signore, da cuori sinceri. Adoriamo il Signore insieme, amen. Adoriamo colui che è santo, alleluia. La tua grazia mi visitò, sanando tutto il mio cuore. La mia casa si illuminò di te. Hai parlato al mio cuore, la tua voce mi indirizzò a camminare con te nel tuo amore. Nella tempesta io sarò al sicuro, tu mi sosterrai col tuo braccio forte, ti seguirò perché sei il mio pastore, vegli su me. La tua grazia mi visitò, sanando tutto il mio cuore. La mia casa si illuminò di te. Hai parlato al mio cuore, la tua voce mi indirizzò a camminare con te nel tuo amore. Nella tempesta io sarò al sicuro, tu mi sosterrai col tuo braccio forte, ti seguirò perché sei il mio pastore, vegli su me. Nella tempesta io sarò al sicuro, tu mi sosterrai col tuo braccio forte, ti seguirò perché sei il mio pastore, vegli su me. Tu hai cura di me, tu vegli su me, tu vivi in me, tu certezza mia, sei la pace mia, hai cura di me. Pace mia, hai cura di me. Io sarò al sicuro, tu mi sosterrai col tuo braccio forte, ti seguirò perché sei il mio pastore, vegli su me. Nella tempesta io sarò al sicuro, tu mi sosterrai col tuo braccio forte, ti seguirò perché sei il mio pastore, vegli su me. Tu hai cura di me, tu vegli su me, tu vivi in me. Tu certezza mia, sei la pace mia, hai cura di me. Tu hai cura di me, tu vegli su me, tu vivi in me. Tu
certezza mia, sei la pace mia, hai cura di me, 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 Signore, hai cura di me, 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 hai cura di me. Gesù, tu hai cura di me. Nella tempesta sarò al sicuro. Tu mi sosterrai col tuo braccio forte, ti seguirò perché sei il mio pastore, vegli su me. Nella tempesta io sarò al sicuro, tu mi sosterrai col tuo braccio forte, ti seguirò perché sei il mio pastore, vegli su me. Alleluia. Sì, Signore, tu ti prendi cura di me, Signore. Ti prendi cura della mia vita, della mia casa, della mia famiglia, del mio lavoro, della mia vita, Signore. Tu ti prendi cura di me, Signore. E io sono grato a te per quello che tu fai, oh Padre. Ancora in questa sera, Signore, la mia gratitudine verso di te, oh Padre, è un cuore arreso. È un cuore sincero, è un cuore che si apre per dirti ti amo papà, ti amo Signore, grazie per la vita che mi hai donato, per tutto ciò che tu mi dai Signore, in qualsiasi situazione e circostanza Signore, oh Padre, tu mi ami e mi ami di un amore immenso Signore, e io voglio dirti grazie attraverso ancora quella che è l'adorazione. Sì Signore, voglio adorarti, voglio stare nella tua presenza Signore, voglio toccare il tuo manto, voglio toccare il tuo manto, Signore, quel manto che ancora oggi può guarire, può liberare, può sanare. Signore, stendi la tua mano ancora in questa sera e manifesta la tua gloria in mezzo al tuo popolo, Signore. Ti adoriamo, Signore. Adoriamo la sua presenza, perché nella parola dice che dove 2 o 3 sono radunati, Egli è lì, nel mezzo, e la sua presenza è qui questa sera. Lui ci sta ancora onorando questa sera della sua presenza. Lui non ti chiede niente, ti chiede soltanto di essere un adoratore questa sera. Adoralo, adoralo, libera la tua mente, libera il tuo cuore, concentra la tua mente e il tuo cuore su Cristo Gesù, autore e compitore della fede, che i tuoi occhi si possano fissare su quella croce che ci ha dato la salvezza. Adoralo, adoralo, alleluia. Oh Jesus, alleluia. Oh, riabacala. Voglio toccare il tuo manto, voglio sentire il tuo amore, Voglio fermare il mio pianto,
voglio che mi sani le ferite. Oh Signore, ascolta il mio clamore, sana le ferite, sana le ferite, sana le ferite, sana le ferite, dammi nuove forze ora, dammi nuove forze, ho bisogno di te, dammi nuove forze, dammi nuove forze, Voglio toccare il tuo manto, alleluia. voglio toccare il tuo manto, voglio sentire il tuo amore, voglio fermare il mio pianto, la mia angoscia e dolore, voglio che mi sani le ferite, voglio che guarisci il mio dolore, voglio che mi sani le ferite. Oh Signore, ascolta il mio clamore, Sana le ferite, ora, sana le ferite, ho bisogno di te, sana le ferite, sana le ferite, dammi nuove forze ora, dammi nuove ho forze, bisogno di te, dammi nuove forze, dammi nuove alzo le mani, alleluia. alzo le Alza al cielo, mani, è lì che viene il tuo le aiuto. alzo al cielo, Tocca il manto di Gesù, tocco il tuo manto, ristorami Signore. alzo le mani, le alzo al cielo, tocco il tuo manto, Ristorami Signore, sana le ferite ora, sana le ferite, ho bisogno di te, sana le ferite, sana le ferite, dammi nuove forze ora, dammi nuove ho forze, bisogno di te, dammi nuove forze, dammi nuove forze, alzo le mani, le alzo al cielo, tocco il tuo manto, ristorami Signore, dillo, alzo le mani, le alzo al cielo, tocco il tuo manto, ristorami Signore, alzo le mani, le alzo al cielo, tocco il tuo manto, ristorami Signore. Alleluia. Sì, Signore. Matteo capitolo 9 parla di una donna ed è scritto: perché diceva fra sé, se riuscirò anche solo a toccare la sua veste sarò guarita. Alleluia. Tocca la veste. Ricevere guarigione, tocca la veste. Tocca la veste questa sera, non risparmiarti. Tocca il lembo della veste di Gesù questa sera e sarai guarita, sarai sanata, sarai salvata.
qualsiasi cosa in questa sera, se hai fede, il Signore te la concederà. Signore, ancora in questa sera, noi siamo certi e sicuri, Padre, che il tuo orecchio è attento. E come è scritto nella tua parola, tu, oh Padre, ci esorti a pregare gli uni per gli altri. E noi ancora in questa sera vogliamo pregarti per questi fratelli, per queste sorelle. Signore, tu conosci ogni cosa, Signore, tu conosci l'afflizione, le problematiche. A te nulla è nascosto, Signore. Io voglio pregarti ancora per Gabriele, per Naomi, per Giulia, per guarigione completa. Signore, ti preghiamo nel nome di Gesù Cristo, Signore. Manifesta la tua gloria, Signore. Ancora per il pastore Margherita, Signore. Oh Padre, continua tu ad ungerli e ad usarli per la tua gloria. Ancora la sorella Nunzia. Signore, ti preghiamo. Stendi la tua mano. Ancora vogliamo pregarti per Naomi, per un intervento che deve avere, Signore. Oh Padre, possa tu guidare le mani dei medici. Manifesta la tua gloria, Signore. Ancora vogliamo pregarti per Donato, per Raffaele, per Francesco, Gianni e Aldo, per salvezza, Signore. Ti chiediamo anche guarigione su questi cari. E ancora Camillo, Andrea, Lello, Signore, ti preghiamo che ogni infermità sia seccata nel nome di Gesù Cristo. La tua parola, Signore, oh Padre, lo proclama, lo dichiara. Noi ci affidiamo ad essa. Nella tua parola è scritto che per le tue lividure siamo stati guariti. E noi proclamiamo e dichiariamo ancora in questa sera guarigione nel nome di Gesù Cristo. E ancora in questo momento, Padre, ti preghiamo. Ungi, Signore, le labbra del tuo servo. Ungi il cuore del tuo servo, ma soprattutto che i nostri cuori si aprano affinché possiamo ricevere, oh Padre, questo messaggio che scende dal cielo, Signore. E a te ancora in questo momento vogliamo dare tutta la lode e la gloria che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Amen. Se c'è qualcuno che vuole testimoniare per la gloria di Dio, lo possiamo fare in questo momento. Amen. Se non c'è nessuno, possiamo anche passare all'offerta. Amen. Vogliamo pregare per l'offerta e prendiamo l'offerta. Alleluia. Padre Santo, ancora in questo momento, Signore, vogliamo dare a te questa offerta, oh Padre, che diamo con tutto il nostro cuore. Ti ringraziamo per come tu ci dai l'opportunità di dare, Signore. Noi vogliamo dare per l'avanzamento del tuo regno, Signore. Ancora ti preghiamo di benedire il tuo popolo, la tua eredità. Signore, prenditi cura, oh Padre, di chi è nel bisogno, Signore. E a te diamo tutta la lode e la gloria, che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Per trovare l'anima mia, finché ti guardo la tua grazia a casa tua mi condurrà, confido in te. Io vivrò per amarti. Io vivrò per lodare te, io vivrò come un bimbo nel tuo timore. Io vivrò per amarti. Io vivrò per lodare te, io vivrò come un bimbo nel tuo timore. Alleluia. A te la gloria, Signore Dio. Alleluia. Amen. Vogliamo anche ascoltare ciò che Dio ha messo nel cuore del suo servo questa sera. Possiamo dire, Signore, parla. Il tuo popolo ti ascolta. Amen. Alleluia.
Alleluia. Pace a tutti e pace a coloro che ci seguono da casa. È sempre motivo di grande gioia essere nella casa di Dio, fratelli cari, perché dove, come dicevano i discepoli, dove ce ne andremo solo tue parole di vita eterna, della grande verità. E noi in questa sera siamo qui desiderosi di poter ascoltare ciò che il Signore vuole dirci. Vogliamo prendere, fratelli cari, in questa sera dalla lettera ai Romani, capitolo 8, leggeremo dal versetto 16 fino al 27. Romani, capitolo 8, dal versetto 16 fino al 27. Se abbiamo preso, vogliamo anche pregare insieme per questa parola meravigliosa e quindi vogliamo elevare la spada dello Spirito in alto. Alleluia, Signore, a te la gloria, caro Padre. Signore Dio nostro, Padre, veramente con grande gioia e con grande cuore, Signore, noi in questa sera ci aggiungiamo a meditare la tua meravigliosa parola. Grazie per come tu ce l'hai donata, grazie, Signore Dio, per come, Signore, ancora in questa sera tu vuoi parlare al nostro cuore. Io ti prego come sempre, Signore, di ungere le mie labbra e il mio cuore affinché ogni parola, Signore, non sia mia ma sia dettata e guidata dal tuo Spirito. Voglio ringraziarti, Signore, per questo privilegio, l'onore, l'opportunità, ma soprattutto la grazia di poterla meditare insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle. Noi vogliamo avere un cuore allargato, aperto per riceverla, Signore, ma soprattutto per metterla in pratica. E noi ti ringraziamo e ti benediciamo con tutto il cuore nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen, alleluia. Vogliamo leggere insieme, fratelli cari, Romani capitolo 8 dal versetto 16. Dice così questa parola: lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio, e se siamo figli siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Infatti il desiderio intenso della creazione aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma per colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che la creazione stessa venga essa pura liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Infatti noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato geme insieme ed è in travaglio, e non solo esso, ma anche noi stessi che abbiamo le primizie dello Spirito. Noi stessi, soffriamo in noi stessi aspettando intensamente l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Perché noi siamo stati salvati in speranza, or la speranza che si vede non è speranza, poiché ciò che uno vede, come può sperarlo ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, lo aspettiamo con pazienza. Nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili, e colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello Spirito, poiché egli intercede per i santi secondo Dio. Fin qui la parola del Signore per adesso. Vedete, fratelli cari, la nostra vita è costellata di tante situazioni, di tante difficoltà, anche di gioia, perché no? La nostra vita è fatta di vari momenti, a volte belli, a volte meno belli. Ma in questa vita che noi viviamo, fin quando poi il Signore non tornerà o ci porterà con Lui, come dicevo, ci sono mille difficoltà, ma quello che il Signore vuole dirci in questa sera, vuole darci una parola di incoraggiamento. Io vorrei dare un titolo a questa meditazione di questa parola, e il titolo è questo: destinati alla gloria, perché noi siamo destinati alla gloria. Come dicevo prima, fratelli cari, certo la nostra vita è costellata di tante difficoltà, di mille afflizioni, di problemi, di malattie o altre,
ma noi siamo destinati alla gloria, perché questa è la verità. Difatti, nel versetto 16 che abbiamo letto, dice: lo stesso Spirito rende testimonianza al nostro spirito che siamo figli di Dio. Vedete, pur vivendo a volte nella nostra vita tante difficoltà, tanta precarietà, forse anche nella malattia, nella prova, nell'afflizione, nel lutto, ma lo Spirito Santo, fratelli cari, ci incoraggia, ci sussurra al nostro cuore sempre questa parola. Vuole dirci: non ti dimenticare, pur che stai attraversando un momento difficile, particolare, lo Spirito attesta che noi siamo figli di Dio, fratelli cari. E vedete, a volte noi sottostimiamo questa figliolanza con il Padre, proprio perché attraversiamo dei momenti difficili, particolari, ci dimentichiamo che noi siamo figli di Dio. E lo siamo, fratelli cari. Ora, i figli di Dio non è che attraversano sempre dei buoni momenti. Noi leggeremo proprio in questa parola di questa sera che attraverseremo anche dei momenti particolari della nostra vita. Ma quello che il Signore vuole dirci in questa sera è che noi rimaniamo figli di Dio. E se ce ne dimentichiamo perché attraversiamo delle difficoltà, lo Spirito Santo in questa sera vuole ancora incoraggiarci e rammentarci che noi apparteniamo al Re dei Re, al Signore dei Signori. Siamo figli dell'Iddio vivente. Fratelli cari, e perdonatemi, non è poca cosa questa. Sapere che io sono figlio di Dio, questo incoraggia la mia vita, mi dà nuove forze, mi porta avanti e mi fa guardare il domani con una fiducia nel cuore particolare. Ora dice la parola, continuando: se siamo figli siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. Vedete che cosa dice questa parola, fratelli cari? Noi siamo figli di Dio, quindi eredi e coeredi di Cristo, ma questa parola di questa sera non ci risparmia anche la sofferenza. Non ci dimentichiamo, fratelli cari, che anche Gesù ha dovuto soffrire, eppure era il figlio dell'Iddio vivente, era Dio stesso. Eppure dice la parola di Dio che anche Lui ha dovuto soffrire. Ma ha dovuto soffrire, fratelli cari, ma per essere, come poi dice la parola, per essere glorificato, per ritornare alla gloria che aveva prima. Quindi, fratelli cari, il Signore ci insegna che anche nella sofferenza noi a volte la dobbiamo attraversare. Ma io dico sempre, fratelli cari, la sofferenza, la prova, perdonatemi, per noi non è mai un mistero. Per me la sofferenza e la prova è un ministero, cioè è un qualcosa che Dio permette alle nostre vite affinché noi possiamo crescere, affinché noi possiamo guardare avanti sapendo che attraverso quella prova, quella sofferenza che forse stiamo vivendo in questo tempo, noi guardiamo avanti perché siamo destinati alla gloria. Cioè dopo la sofferenza, la prova, dopo l'afflizione, si vede la gloria di Dio, fratelli cari. È questo che ha dovuto attraversare anche Gesù. Ha dovuto soffrire, ha dovuto passare per tante difficoltà, ma alla fine, fratelli cari, sapete un po', come è andata a finire questa storia meravigliosa, che il Signore è ritornato, al Padre nella sua gloria. E noi siamo destinati a questo, fratelli cari, siamo destinati alla gloria. Ora, le sofferenze del tempo presente, fratelli cari, ci sono e perché no? Difatti l'Apostolo Paolo scriverà a questa Chiesa: perdonatemi, fratelli cari, ma le sofferenze che noi viviamo non sono paragonabili a quello che viveva questa comunità di Roma, perché in quel tempo, sapete, proprio anche Roma in particolar modo, questa comunità, dall'imperatore che perseguitava i cristiani, dovettero fuggire tutti e molti furono messi a morte. Noi non viviamo quella condizione. Però Paolo, fratelli cari, scrive proprio a questa comunità, proprio per incoraggiare la comunità. E la parola di Dio arriva in questa sera per incoraggiarci, fratelli cari, perché se ci guardiamo intorno è vero, ci sono tante difficoltà, tante prove, tante cose negative. Eppure, fratelli cari, diciamo che in questa sera il Signore vuole incoraggiarci, vuole darci nuove forze, vuole darci una nuova unzione, perché Egli dice in questa parola, andando avanti: infatti le sofferenze del tempo presente che noi forse stiamo vivendo non sono paragonabili alla gloria che sarà manifestata in noi. Noi, fratelli cari, dobbiamo vedere la gloria di Dio. E se in questo tempo
stiamo vivendo delle difficoltà, guardiamo avanti, guardiamo oltre quello che il Signore ci ha riservato. Difatti è scritto, se volete seguirmi nella parola di Dio, nella seconda lettera ai Corinzi al capitolo 2, nella seconda lettera ai Corinzi al capitolo 1, il versetto 5, dice così: poiché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda pure la nostra consolazione. Quindi dice questa parola: come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda pure la nostra consolazione. Quindi abbonda la consolazione, fratelli cari. Se stiamo soffrendo, sappiamo che siamo anche consolati dal Signore, perché questa è parola di Dio. Stiamo soffrendo, ma siamo anche consolati. Non siamo soli, non siamo, rimasti soli, ma il Signore è colui che anche nella difficoltà, nella prova di questa vita, il Signore ci consola, dice la parola di Dio. E quindi, fratelli cari, vedete le promesse, le benedizioni che Dio ha provveduto per tutti noi. Difatti noi non siamo soli, fratelli cari. A volte, proprio in questi tempi così particolari, molte volte si parla dello Spirito dell'Eterno, dello Spirito Santo, però tante volte non riusciamo a capire o a comprendere che cosa fa lo Spirito Santo nelle nostre vite. Non vi dimenticate, fratelli cari, non ci dimentichiamo mai che un giorno, quando i discepoli erano scoraggiati perché il Signore gli stava insegnando che doveva ritornare al Padre, loro certamente erano scoraggiati, erano affranti perché il loro maestro forse li stava lasciando. Ma cosa disse il Signore, fratelli cari? Io me ne andrò al Padre, ma vi manderò un altro consolatore che sarà con voi per sempre. E noi abbiamo ricevuto questo consolatore, fratelli cari, noi abbiamo ricevuto questo Spirito Santo che, come dice la parola, è sempre con noi. Anche se attraversiamo dei momenti difficili, dei momenti particolari nella nostra vita, ma noi non siamo soli, fratelli cari. Anche se stai soffrendo, sei afflitto in questo tempo per varie cose che sta attanagliando la tua vita, non essere sconsolato, ma sii consolato dallo Spirito dell'Eterno in questa sera. Perché noi non siamo soli, non siamo orfani. Ho iniziato proprio da questo passaggio della parola di Dio per dire, ribadire che noi siamo figli di Dio, fratelli cari. E non è poca cosa. Noi siamo figli di Dio. E i figli di Dio dal loro papà non vengono abbandonati, non vengono lasciati soli, non vengono lasciati soli anche nella prova. Una prova che è solo per un tempo, una sofferenza che è solo per un momento. Ma poi il Signore in questa sera ti dice: guarda avanti, guarda oltre quello che stai vivendo, perché tu sei destinato a vedere la mia gloria. E noi siamo destinati a questo, fratelli cari, a vedere la gloria di Dio anche se per un momento stiamo soffrendo. E dice la parola di Dio al versetto 22 che non solo soffriamo noi, fratelli cari, ma anche la creazione stessa sta soffrendo, sta gemendo, dice la parola di Dio, geme, emette dei gemiti come una donna che deve partorire, che è in travaglio. La creazione stessa, fratelli cari. E noi soffriamo insieme alla creazione, dice la parola, ma perché noi gemiamo anche noi? Perché noi vediamo una creazione, vediamo un mondo che soffre, dove il nemico, il peccato, fratelli cari, produce tanta sofferenza, tante difficoltà. E noi come figli di Dio, fratelli cari, gemiamo in noi stessi. Gemiamo. Emettiamo dei gemiti perché vediamo tanta sofferenza intorno a noi, tanta malvagità, tanta indifferenza, vediamo tanta ingiustizia, vediamo tanto peccato, fratelli cari. E noi come figli di Dio gemiamo nel nostro cuore. E difatti Paolo in qualche lettera dirà proprio, vedendo un mondo così, e noi vediamo un mondo così, sicuramente peggio di quello che vedeva Paolo in quel tempo. Lui diceva: Maranatha, Signore torna. E noi vogliamo dirlo: Signore torna, affinché anche questa creazione, questo mondo è liberata da questo travaglio che sta vivendo, da questo peccato che deve essere liberato, perché dice la parola di Dio che la creazione stessa, fratelli cari, deve essere liberata, ma soprattutto la creazione, il mondo, si aspetta un qualcosa. Si aspetta la manifestazione dei figli di Dio. E noi siamo figli di Dio, fratelli cari. Noi dobbiamo fare la differenza in questo mondo,
perché il mondo si aspetta qualcosa di diverso, di particolare. Ma da dove si deve aspettare questo, fratelli cari? Se dice la parola di Dio che il principe di questo mondo è il nemico, è il maligno, se l'aspetta da noi, fratelli cari, dai figli dell'Iddio vivente. Noi dobbiamo manifestare, fratelli cari, la gloria di Dio a questo mondo. Dobbiamo testimoniare a questo mondo che Dio è colui che non ha lasciato solo nessuno, ma che si prende cura di tutti, di quanti si rivolgono a Lui. Ma soprattutto il mondo si aspetta la manifestazione dei figli di Dio, una manifestazione d'amore, fratelli cari, una manifestazione dove ognuno di noi può tendere la mano verso gli altri, una manifestazione che attraverso il nostro amore si possono portare anime a Gesù. Questa è la manifestazione dei figli di Dio, fratelli cari, e noi lo siamo, fratelli cari. Noi dobbiamo essere e siamo la luce di questo mondo. Ecco perché prima dicevo, è vero che noi attraversiamo sofferenze, difficoltà, prove di questa vita. Anche noi le attraversiamo tutte queste difficoltà. Ma non ci dimentichiamo mai, fratelli cari, che noi siamo la luce di questo mondo e lo dobbiamo essere, anche se attraversiamo delle difficoltà e delle prove. E dice la parola di Dio, fratelli cari, che il mondo si aspetta la manifestazione dei figli di Dio perché sta gemendo. Ma anche noi gemiamo perché vediamo tutto questo peccato, tutta questa ingiustizia che sta in questo mondo. L'uomo dove si è dimenticato del Signore, cerca sempre di sopraffare, di arricchirsi a danno degli altri. Guerre, rumori di guerre. Se noi ci guardiamo un po' intorno di tutto quello che sta succedendo, veramente diciamo: Signore, torna presto e libera, Signore, questo mondo e libera noi da tutto questo. Ma allora, andando avanti nella parola di Dio, fratelli cari, anche noi gemiamo, anche noi soffriamo nel vedere tutto questo. Però dice la parola di Dio, fratelli cari, nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, versetto 4, quindi ritorniamo sempre ai Corinti, dove Paolo scriverà anche questa lettera. Versetto 2, 3 e 4 dice così: poiché in questa tenda noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste, seppur avremo trovato vestiti e non nudi. Noi infatti che siamo in questa tenda gemiamo essendo aggravati, e perciò non desideriamo già di essere spogliati, ma rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Vedete, dice l'Apostolo Paolo, anche noi stiamo gemendo, perché vogliamo andare col Signore, come diceva Paolo in un altro contesto della sua parola. Signore, io vorrei venire da te, vorrei che tu mi liberassi da questa tenda che si sta disfacendo, però forse è più utile stare qui con i miei fratelli e le mie sorelle. A volte anche noi, fratelli cari, desideriamo andare col Signore, ma adesso è più utile stare qui, come diceva l'Apostolo Paolo, pur gemendo, fratelli cari, nelle nostre vite in questo mondo. Ma non ci dobbiamo scoraggiare, fratelli cari, noi dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare oltre, perché sappiamo, Signore, che noi siamo destinati alla gloria. Noi dobbiamo vedere la gloria di Dio manifestarsi, fratelli cari, perché Dio, fratelli cari, la vuole manifestare attraverso di me, attraverso di te. Dice: ma con tutti i miei difetti, le mie difficoltà, la mia precarietà, sì, Dio si vuole servire di me e di te per manifestare la sua gloria a questo mondo, perché vuole liberare questo mondo sottoposto alla vanità. Quindi, fratelli cari, in questa sera il Signore ci vuole incoraggiare, perché continua ancora questa parola e dice che noi siamo stati salvati in speranza. Noi abbiamo una speranza, fratelli cari. Non siamo i più miserabili degli uomini. Noi viviamo con una speranza nel cuore, ma non è la speranza di questo mondo, perché la nostra speranza è in Dio, che è certezza. Dio è certezza, fratelli cari, e la nostra speranza è riposta in Lui. Una speranza, fratelli cari, che non viene meno. Difatti dice nel Salmo 62 al versetto 5 e 6, proprio di questa speranza meravigliosa, dice: anima mia, riposati in Dio solo, perché
la mia speranza viene da Lui. Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza. Egli è il mio alto rifugio e io non sarò smosso. Quindi in Dio, fratelli cari, è riposta la nostra speranza, in colui che, come dice questa parola, è la nostra rocca e la nostra salvezza. Egli è il nostro alto rifugio e noi non saremo smossi. Questa è la speranza che noi abbiamo nel nostro cuore. Non una speranza in un'autorità, negli uomini, in una ricchezza, ma la nostra speranza è in Dio. Quella speranza che, come dice questa parola, che non viene meno. Anima mia, riposati, riposati. Stiamo sereni, stiamo tranquilli, riposiamoci in Dio, fratelli cari, perché Egli è il nostro rifugio, la nostra certezza e la nostra speranza. Ora dice la parola di Dio, fratelli cari, che è vero che gemiamo, che soffriamo, vediamo un mondo soffrire, ma dice la parola di Dio, fratelli cari, anche quando viviamo quell'afflizione più profonda. Io non so chi l'ha vissuta, sicuramente sì. Io l'ho vissuta questa afflizione profonda nella mia vita e nel mio cuore. Ma vi posso dire, fratelli cari, che veramente proprio quando sei afflitto, sei stanco, sei debole, non ce la fai nemmeno ad alzare una preghiera, dice la parola di Dio in questa sera, ed è la verità, che lo Spirito Santo sovviene alle nostre difficoltà, alle nostre debolezze con sospiri ineffabili, inesprimibili. Quando non ce la fai più, quando stai con le spalle al muro, quando dici Signore non ce la faccio più, il Signore interviene attraverso il suo Spirito. E sapete che cosa fa lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo comunica con il Padre attraverso i nostri sentimenti. Nemmeno più parole escono dalla nostra bocca per pregare il Signore, ma dice la parola di Dio che lo Spirito Santo comunica con il Padre attraverso i miei, i tuoi sentimenti, quei sentimenti che sono nascosti nell'intimo del nostro cuore. Questi sentimenti lo Spirito Santo li porta alla presenza di Dio. Quei sentimenti più nascosti, quelle ferite più profonde, il Signore li porta alla presenza di Dio, lo Spirito Santo. Anche quando tu non parli, anche quando tu non preghi. Ma lo Spirito Santo fa questo. Quando non ce la fai proprio più, lo Spirito Santo interviene. Con sospiri inesprimibili porta i tuoi sentimenti, le tue preoccupazioni più profonde, le tue ferite più profonde, laceranti nel tuo cuore, e li porta alla presenza di Dio. E sapete Dio che cosa fa? Dio accoglie quella preghiera, perché è lo Spirito stesso di Dio che l'ha aperto alla presenza di Dio nella sua volontà. Perché come dice in un altro testo, fratelli cari, lo Spirito Santo ben prega per noi, perché Egli sa che cosa chiedere al Padre. Tante volte noi non sappiamo, e un altro testo della parola di Dio lo dice chiaramente, noi non riceviamo perché non sappiamo pregare, non sappiamo chiedere, perché chiediamo per noi stessi. Invece, fratelli cari, vedete, proprio quando noi attraversiamo dei momenti particolari della nostra vita, quando ci arrendiamo completamente, quando siamo afflitti completamente o sofferenti completamente, significa che ci arrendiamo completamente, lo Spirito Santo interviene, dice la parola di Dio. Si accovaccia su di te, vicino a te, e comincia a pregare per te. Porta i tuoi sentimenti più profondi davanti alla presenza di Dio. E Dio ascolta, accoglie, perché vede proprio i tuoi sentimenti più profondi. Non sei più tu a dire delle parole, a chiedere per te stesso, ma lo Spirito dell'Eterno prende quei sentimenti nascosti nel cuore, quelle tue afflizioni, quella tua sofferenza, e la porta alla presenza di Dio. E Dio accoglie quelle preghiere, fratelli cari. Perché lo Spirito Santo, fratelli cari, dimora nelle nostre vite e sa che cosa chiedere a Dio. Questa è la verità. È lo Spirito Santo che sa che cosa chiedere a Dio. Allora, se in questo tempo, in questo momento, in questa era, noi stiamo attraversando dei momenti difficili di sofferenza, di afflizione, non scoraggiarti, non sgomentarti. Noi non siamo soli, fratelli cari. Io a volte penso sempre che anche il mondo attraversa le nostre stesse difficoltà o viceversa, però
Dico, come fanno gli altri a superare determinate prove nella vita se non hanno il Signore, se non si affidano a Dio, ma soprattutto se non c'è questo Spirito dell'Eterno che ti aiuta continuamente, ti sostiene, come una spinta quando non ce la fai a camminare, ad andare avanti. Lo Spirito Santo vedi che ti spinge dietro, dice vai avanti, non preoccuparti. O quando sei veramente accasciato sulle tue ferite, lo Spirito Santo si mette vicino a te, accanto a te e ti rialza, dice rialzati perché io sono con te, rialzati, fatti forza, tu non sei solo, non scoraggiarti, vai avanti. E in questa sera il Signore ti dice non scoraggiarti, vai avanti, perché io ti ho dato il mio spirito nella tua vita. Tu non sei solo, non sei sola, non sei tu che preghi e chiedi quale sia la volontà del Padre per la tua vita, ma è lo Spirito che intercede per te, è lo Spirito Santo che intercede per te, fratello, sorella, quando noi gli lasciamo veramente tutta piena libertà nella nostra vita. E allora mi ricordavo proprio in questo passaggio della parola di Dio che c'è stata una donna, fratelli cari, c'è stata una donna che pregava così, e questa era Anna, fratelli cari, dove il sacerdote Eli in quel tempo non riusciva a comprendere che stava accadendo, perché Eli forse era preso da tutte le mille difficoltà che viveva in casa sua con i suoi figli. Invece lì c'era una donna, fratelli cari, talmente afflitta, talmente stanca, talmente presa da tante difficoltà della sua vita, che dice nella parola di Dio, nel libro di Samuele, che quando si presenta nella casa dell'Eterno non uscivano parole dalla bocca. Non pregava, fratelli cari. Ed Eli, vedendo quella scena che quella donna non emetteva parole, pensava che quella donna fosse ubriaca. Ma quella donna non era ubriaca. Stava spandendo il suo cuore davanti a Dio, ma soprattutto, fratelli cari, stava emettendo e permettendo allo Spirito dell'Eterno di pregare per lei, come è accaduto. Emetteva dei gemiti, dei sospiri inesprimibili, ineffabili, come dice la parola. Non uscivano parole dalla sua bocca, ma proprio lo Spirito Santo, fratelli cari, guardava il suo cuore. E quella donna nel suo cuore, i suoi sentimenti erano: se tu mi darai un figlio senza parlare, io lo donerò a te. E così è accaduto, fratelli cari. Non è stata lei, non è stata la sua carne, il suo ego, il suo io a pregare, ma si è lasciata andare perché il suo cuore è afflitto e lo Spirito Santo ha pregato per lei. Ha preso quei sentimenti, quella preghiera nascosta nel cuore di afflizione, di lacrime, di anni, e l'ha portata alla presenza di Dio. E Dio ha ascoltato quella preghiera. Egli stava lì e non capiva cosa stesse accadendo. E tante volte nemmeno noi, fratelli cari, capiamo che cosa accade ad un fratello, ad una sorella. Ma grazie siano rese al Signore perché non ci ha lasciati soli, ma ci ha donato il suo Spirito, che come in questa sera lascia che investiga il tuo cuore. Non pregare più come pregavi prima, per i tuoi interessi, per le tue cose, per le tue finanze, per la tua casa, ma lascia che lo Spirito prega per te. Lascia che prende quei sentimenti nascosti nel tuo cuore e li porta alla presenza del Padre, per essere ascoltati subito. Perché Anna, fratelli cari, dice la parola di Dio, e proprio come il Signore ascoltò quei suoi gemiti, gli donò Samuele, re, meraviglioso, sacerdote, profeta, non re, ma profeta e sacerdote, veramente di una statura elevatissima alla presenza di Dio. E quella donna così fece, fratelli cari. Dopo averlo svezzato, prese questo suo figlio e lo portò nella casa di Dio a servire il Signore. Vedete, non fu una preghiera per se stessa. Lo Spirito sapeva che cosa chiedere al Padre. E in questa sera tu lascia che lo Spirito preghi per te. Non fare più la solita preghiera per interessi personali o scopi personali. Sei afflitto, sei stanco, sei stanca, sei ansiosa, se hai mille difficoltà, stai soffrendo, arrenditi nelle mani del Signore, arrendiamoci tutti insieme e lasciamo che lo Spirito Santo in questa sera possa investigare il mio e il tuo cuore e portare veramente le richieste
nella volontà del Padre davanti al Signore. Quelle richieste che Dio vuole ascoltare, che Dio vuole esaudire. Non più le mie preghiere, le mie richieste, ma come dice la parola in questa sera, lascia che lo Spirito preghi per te con sospiri inesprimibili, ineffabili, e che porti questa tua richiesta nascosta nel cuore alla presenza di Dio. Allora lasciamo, fratelli cari, il nostro cuore arreso. Non continuiamo a lottare con le nostre forze. Non continuiamo ad avere un'attitudine alla presenza di Dio di noi stessi, ma arrendiamoci completamente. Lasciamo che questo spirito meraviglioso che Dio ci ha donato possa fare quest'ulteriore opera nella nostra vita. Ne fa tante, fratelli cari, se noi lasciamo fare allo Spirito Santo nella nostra vita, perché Egli è colui che ci consola, ci modella, ci parla, ci esorta, ci riprende, ci ricorda le parole di Gesù, perché siamo facilmente dimentichevoli. Ma in questa sera vuole fare un'ulteriore opera per me e per te, quella di portare questa preghiera secondo la volontà del Signore alla presenza del Padre, per essere ascoltata. Non più come preghiamo noi: Signore dammi questo, Signore dammi quello, Signore così, Signore questo e Signore quello. No, io non voglio pregare più così. Io voglio che lo Spirito dell'Eterno preghi per me, interceda per me, perché il Signore, fratelli cari, non ci ha lasciati orfani, come abbiamo letto da principio. Non siamo orfani, noi siamo figli dell'Iddio vivente, e figli dell'Iddio vivente perché noi abbiamo lo stesso Spirito di Gesù. Noi abbiamo lo stesso Spirito, fratelli cari, di Gesù. Ma lasciamo che questo Spirito ci guidi, come ha fatto anche col Signore, fratelli cari. Lo Spirito del Signore, quando il Signore è uscito dal Giordano per essere battezzato, lo Spirito del Signore l'ha condotto in un deserto. Guarda un po'. E noi a volte nel deserto non ci vogliamo andare, siamo ostinati. Ma proprio in quel deserto, in quella prova, in quella difficoltà, in quella sofferenza, Dio farà un'opera meravigliosa nella tua vita. Perché noi, come dicevo prima, fratelli cari, siamo destinati alla gloria, anche se per un momento dobbiamo soffrire. Allora guardiamo Gesù, autore e compitore della nostra salvezza, colui che, ecco perché il popolo non lo ha accettato. Vedevo un uomo sofferente, un uomo poi finito sulla croce, e quindi per loro era motivo di debolezza. Non era debolezza, era potenza dell'Iddio vivente su quella croce. Stava riportando una vittoria schiacciante contro il nemico delle nostre anime. E in questo tempo, se stai soffrendo, stai attraversando un momento difficile, guarda avanti, non sei solo, perché lo Spirito Santo è con te e sta pregando per te. Sta pregando per te e porta questa tua preghiera, questa tua richiesta alla presenza del Padre per essere ascoltata. Quindi in questa sera non scoraggiarti, fatti forza, ricordati, Chiesa del Signore, che noi tutti insieme che facciamo e siamo la Chiesa di Gesù, siamo figli dell'Iddio vivente, perché abbiamo ricevuto questo spirito di potenza che ci fa gridare ancora in questa sera: Abba Padre, caro papà. È lo Spirito, fratelli cari, che ti fa gridare Abba Padre, caro papà. È questo Spirito che in questa sera ancora ha visto la nostra difficoltà, la nostra sofferenza, la nostra debolezza, ed è qui ancora per sovvenire alle mie e alle tue difficoltà, ad intercedere per me e per te, e portare questi tuoi sentimenti nascosti, queste tue lacrime forse, che stai versando nel segreto della tua camerezza alla presenza del Padre, per essere asciugate. Lasciati andare in questa sera, facciamo un canto tutti insieme, alziamoci in piedi e lasciamo veramente arresi il nostro cuore, fratelli cari, la nostra anima arresa nelle mani del Signore, nelle mani dello Spirito dell'Eterno, per farne ciò che Egli vuole, per condurci dove Egli vuole, ma soprattutto per pregare come Egli vuole, perché noi vogliamo vedere la gloria di Dio. Allora è un tempo che passerà, la prova, la difficoltà, la sofferenza, passerà, fratelli cari, ma guarda oltre. Ma in questo tempo che stai vivendo questo, ricordati che non sei solo, non sei sola.
Lo Spirito dell'Eterno è con noi, è dentro di noi, è dentro di noi, è dentro, non appresso, è dentro. E noi in questa sera ancora vogliamo adorare il Signore con tutto il cuore. E vogliamo dire al Signore, Spirito dell'Eterno, prega per noi, come hai fatto con tanti, come hai fatto con Anna, con quella donna, fallo anche con noi. Prega per noi con sospiri inesprimibili, portando quella preghiera nascosta nel nostro cuore alla presenza di Dio, per essere ascoltata. Allora lasciamoci andare, facciamo un canto di adorazione, allargando, espandendo tutto il nostro cuore e l'anima nostra alla presenza di Dio. Rifugiati in Lui, come diceva il Salmo 62. Rifugiamoci in Lui in questa sera. Vogliamo rifugiarci in Te, papà, perché Tu sei la nostra rocca e il nostro rifugio, Signore. Tu sei l'Iddio della nostra salvezza, papà. Tu sei la nostra salvezza, papà. Alleluia. A Te tutta la gloria, papà. Tutta la gloria, Signore. Grazie, papà, per come non ci ha lasciati orfani, ma ci ha dato il Tuo Spirito, papà. Il Tuo Spirito che in questa sera ancora vuole rialzare le nostre vite, vuole condurci alla Tua meravigliosa presenza. Grazie, papà. Tu hai dipinto i cieli ed hai fatto il mare, oh mio creatore, mi hai fatto come te. Aiutami a scoprire la ricchezza che c'è in te, il tuo amore, la tua fedeltà. A te, Signore, la mia preghiera va, solo il mio cuore esprimere potrà la lode a te, come un profumo è. Dillo. Adoro te per chi tu sei. Tu hai dipinto i cieli ed hai fatto il mare, il volto tuo un giorno io vedrò. Da sempre ti ho cercato, finalmente ti ho trovato, e sempre t'amerò con tutto il
esprimere potrà la lode a te, come un profumo è. Adoro te per chi tu sei. Signore, tu hai Dipinto i cieli, dillo, ed hai fatto il mare, volto tuo Gesù, il volto tuo, un giorno io vedrò, e sempre ti ho cercato, finalmente ti ho trovato, e sempre t'amerò con tutto il cuore. A te, Signor, la mia preghiera va. solo il mio cuore Solo Gesù, il mio cuore esprimere potrà la lode a te, come un profumo è. Adoro te per chi tu sei. adoro te per chi tu sei. oh, Adoro te per chi tu Alleluia, Signore. Grazie, Padre. Grazie per questa parola, Signore. Perché tu in questa sera ancora ci hai ricordato che lo Spirito di Dio comunica con il Padre attraverso i nostri sentimenti e i desideri intensi del nostro cuore. Quando non troviamo le parole adeguate per esprimere la nostra preghiera a Dio. Grazie Spirito Santo per quest'opera, Signore, che tu fai per noi continuamente. E noi ti preghiamo, Signore, che ancora in questa sera tu intercedi per noi con sospiri inesprimibili, portando questa nostra preghiera, le nostre esigenze secondo il volere di tuo, Signore. Ti preghiamo con tutto il cuore in questa sera. E come dissero un giorno alcuni, Signore, insegnaci a pregare. Ma soprattutto diciamo a te, Spirito Santo, prega tu per noi, perché tu conosci il volere di Dio. E noi vogliamo essere in quella volontà, Signore, non nella nostra, ma vogliamo essere nella tua perfetta volontà. Grazie, Papà. Vogliamo ancora adorarti, Signore, perché sentiamo la tua meravigliosa presenza qui in questa sera con noi, perché ancora il tuo Spirito in questa sera ci attesta che noi siamo figli tuoi, Signore. Siamo figli tuoi, come è scritto nella tua parola. Noi siamo figli tuoi, Padre. Siamo eredi di Dio e coeredi di Cristo. Grazie Gesù. Grazie Papà per questa figliolanza, Signore, che tu, Signore Dio, hai fatto in Cristo Gesù. Grazie, Signore, per come siamo figli tuoi, Papà, e per come ti prendi cura di noi, Signore. Grazie, Papà. Vogliamo ancora adorarti. Vogliamo adorarti, Signore. Vogliamo adorarti perché questo è il desiderio della nostra anima in questa sera, Papà. Vogliamo adorarti, Signore. Vogliamo stare alla tua meravigliosa presenza, Papà. Vogliamo vedere la tua gloria, Papà, qui a Mondragone. Vogliamo vedere, Signore Dio, famiglie, Papà, che siano liberate, Papà, riscattate, Signore, redente. Vogliamo vedere, Signore, ancora che la tua salvezza arrivi in ogni casa, Papà. E che noi in questo tempo, come abbiamo ascoltato nella tua parola,
Vogliamo essere testimoni fedeli, Signore, perché il mondo si aspetta questa manifestazione. E noi vogliamo esserlo, papà, strumenti nelle tue mani, Signore. Ti prego in questa sera, papà, ungi le nostre vite, Signore. Ungici, Signore. Ungi, Padre. Grazie, papà. Grazie, Gesù. Grazie per la tua presenza. Grazie per il tuo spirito, Signore. Grazie. Alleluia. Hai pensato a me davanti a chi non ti ha amato e dillo, Mi hai dato libertà. tu hai pensato a me. Hai pensato a me davanti a chi non ti ha amato Gesù, mi hai dato libertà. Questo è il vero amore, incomparabile. Io so che non potrei mai dare l'amore che tu hai dato a me, Gesù, amor mio. Solo tu, Gesù, nessuno l'ha fatto. Io so che non potrei mai dare dirlo. l'amore che tu hai dato a me, Gesù, amor mio. Solo tu, Gesù, hai pensato a me. Solo tu, Gesù, hai pensato a me. Solo tu, Gesù, hai pensato a me. Grazie, Signore, per come hai pensato a noi, Signore, non risparmiando la tua giovane vita per noi. Noi in questa sera, papà, vogliamo ancora pregarti, Signore, vogliamo farlo, Signore, sotto la guida e l'unzione del tuo Spirito, pregando per i nostri fratelli e sorelle che chiedono preghiera da casa, perché molti di loro sono nelle difficoltà, nella prova, papà. E noi ti chiediamo, Signore, che sia il tuo Spirito, Signore, ad intervenire con potenza in ogni difficoltà. E vogliamo pregarti, papà, come Chiesa, vogliamo pregarti per Raffaella, per questo controllo alla tiroide, vogliamo pregarti per la nostra sorella Antonietta, per una completa guarigione. Vogliamo pregarti e mettere davanti a te, Signore, la famiglia Cesaro. Chiede, Signore, autocontrollo. Signore, sia il tuo Spirito, Signore, a dargli questa virtù, papà. Così vogliamo continuare a pregare per Rosanna, anche lei per una completa guarigione nel nome di Gesù, e che presto ritorni a casa. Ciro chiede preghiera per conversione, Emanuele chiede preghiera per progetti, Thomas si aspetta un miracolo dal Signore, Franco De Blasio per nuove forze, Vincenzo per arresa a Dio, Silva per progetti lavorativi. E ancora è
E vogliamo pregare per una famiglia che proprio in questa sera ha subito un lutto, e quindi noi vogliamo pregare per questa famiglia che ha perso sia il marito che il papà in un incidente. Signore, solo tu puoi consolare, Signore, la moglie, i figli e quanti fanno parte di questa famiglia. Come abbiamo, Signore Dio, letto nella tua parola, papà, il tuo spirito può consolare questi cuori, perché il tuo spirito è il consolatore per eccellenza. E noi ti preghiamo di fasciare, Signore, il cuore di questa moglie e di questi figli che hanno visto andare via il loro caro in questa sera. Solo tu intervieni con il tuo spirito, con il tuo olio, Signore, a versarlo sui loro cuori, papà. Noi veramente in questa sera ti siamo grati, papà, e ti ringraziamo con tutto il cuore, perché eravamo venuti nella tua casa con tante afflizioni, con tante difficoltà, ma come sempre, papà, il tuo spirito, Signore, ha pregato per noi, ci ha incoraggiati, ci ha sostenuti, e sapendo che queste nostre preghiere fatte nel cuore, nella profondità dell'intimo, sono state portate al trono della grazia di Dio per essere ascoltate. E quindi torniamo a casa, Signore, gioiosi, rallegrati, soprattutto, Signore, non dimenticandoci mai, Padre, che noi siamo figli tuoi, figli dell'Iddio vivente, del Re dei Re, del Signore dei Signori, e noi non possiamo temere male alcuno. Accompagnaci in questa sera alle nostre momentanee dimore, e se domani è per noi, Signore, facci essere, Signore, veramente una luce per questo mondo. Noi ti siamo grati con tutto il cuore, e in questa sera ancora vogliamo gridare: Abba Padre, caro papà. Noi ti abbiamo chiesto ogni cosa in questa sera e ti abbiamo ringraziato per tutto ciò che abbiamo ricevuto in quell'unico nome, che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Dio ci benedica, pace a tutti.